amici di Avabriguccia, sono contenta di ritrovarvi con tutti i miei compagni vivi. Oggi qui vi parliamo dell'animale di casa. E ci n'è da dire, sono sicura che voi tutti avete la vostra compagnia. Vi ne parleremo con Jean-Paul e la sua chitarra in canzone C'era una gaberetta bianca. Così tutti noi mi domanderà quali sono gli animali di casa preferiti. Scucineremo per voi di noi una pizza originale. Miss Risenbock, la nostra cara amica inglese, ci conterà a Zoella Vola. Tutti quelli che vanno qui posano e io mi posso giustare. Un bel momento di canzone portato da un nostro cantuzzi Delino. Un mine biege ne bria ne silla. Anderemo a trovare Jean-Jean Trombetta di noi, che ci imparerà a scrivere qualcosella in lingua corsa. Femo il nostro giro di spazio. E ora, cari amici, è ora di aprire porte di Avabriguccia. Salute, vabbè. Salute, vabbè, caro Jean-Paul. T'hai un teso suonata qua là e mi pare di riconoscere questa canzone. Ma allora, giocando così, mi suonerebbe. a Questa melodia. non è mica stata fatta ieri. Ah, e quando è stata Forse che fatta? l'hai cantata anche tu, quando ti di là. Ah, e che canzone era? Bianchina. Bianchi, vedi che la giù riconosce, ma Appena pare modernizzata eri. così. Ma. Ma pare eri, pare di aver non sa imparato eri. l'aereo, o non sa eri, di bera. Di una canzone dunque che faceva parte di un dischetto Sidelino di Cantau Popolo Grosso e che è una canzone di noi che è stata scritta da Gianpaolo Boletti. Allora, se tu vuoi, cantiamo appena. Allez, proviamo. Ci ricorderà un po' su a Zidelina. La cantiamo così. Allez. C'era una gaberetta bianca, chi se ne voleva andare a girare per la montagna, cosa non voleva più stare. A girare per la montagna, cosa non voleva più stare. Allora, dopo cambia la melodia. E Poi fa sentire appena questa melodia che cambia. allora. Cime sotto le stelle e voglio camminare con le muvrelle ci era di usalata con le muvrelle ci era di usalata. Magnifico. Vedi, ci sono tante maniere di puoi suonare una canzone. Ci amusiamo. Ci amusiamo appena, ci serve appena qui, di noi a Fabriguccia. Ti ringrazio di aver scelto questa magnifica canzone, in tutti i casi a me mi piace assai e sono sicura che la vi piace a voi di noi questa canzone. Come sono sicura che voi siete premurosi e curiosi di conoscere tutti i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, vi siete mai domandato perché chi uomo è allergico al belluiato? Ah, ma sapete che è forse appena falsa questa informazione? Ne volete sapere di più? Allora state con noi, che è ora di un nostro spiegami. Oh, che bello ga! Crei che faccio l'allergia ai belli gatti? E beh, è falso. Io sono allergica ai gatti, ma non so i belli che mi vogliono sternudare. Boh, Aspetta, mi sciuscio e ti spiego. mi getto, bene a farti una carezza, ma ecco che ti bruciano l'occhi, piangi e sgotta il naso. Senza dubito, sei allergico, ma cosa è che ti va a soffrire così? Tu che danni così cari sti velini? I colpevoli sono due proteine allergene prodotte dai gatti. Una di queste proteine è prodotta da beleio gatto, l'altra si trova in l'uso spudo. Quando lo si lecca, il gatto arriva nell'allergene non ai isobeli che si aggiustano a quelli di asobele, tanto il gatto è coperto d'allergene. E lo stesso affare quando lo di lecca si strovina non ai due stidi, muri da petti, oggetti e proteine che danno l'allergia coprono tutto. Lo stesso affare per tutti gli animali di compagnia. L'allergene si ritrovano in uso sputo, uso biscio a belle l'animale. Forse avrà inteso parlare di un ligio ipoallergeno, di un gatto con da mica allergia a quelli che ne soffrono.
Mi dispiace, ma non esiste mica. Il risico d'allergia c'è sempre, anche questo magnifico gattuccio. Non c'è miracolo per curare l'allergia. A volte le medicine vanno a minudie grigie, ma non da berende di imbicevole. Se tu sei allergico, stai pure lontano di ste occe vilude, ma puoi sempre vediale a internet. Allora ribiliamo. Non siamo mica allergici ai belli di gatti, ma a due brudeine che li bruciano. Una segretata da abile l'animale, l'altra presente in sua saliva. Licandosi umigiu arrivano nell'allergene non isobeli, ciò che progedia l'allergia a quelli che udoccano. Allora che tu sai, a voi spiega tu. Miau. Ehi, torna lei, sì. Oh, sai, mi cerco un animale di casa. Penso che ci verrebbe bro. Senti qui. O porco, l'animale manso o più astuto e o più pulito. Oh, così? Ma mica, no? Perché? Conti mica va a fa bene un po' qui, va briguccia, no? Vedi, secondo i scientifici dicono che l'animale manso o più astuto e o più anche più intelligente. Contrariamente a ciò che noi possiamo credere. No, ma intelligente o no? Non hai mica buttato un po' qui, no? E una briguccia, in un salotto, pure un cugina, oh! Infine. E poi, vierai tu dopo quando l'hai usata cincinando a fanga, tanto sarai contenta. Penso di pigliare piuttosto un gatto, Ah, beh, meglio. Franzi, non la sai che se tu pigli un gatto, qui in Avabriguccio sei più in casa tua. Sarai in casa sua che i gatti vogliono comandare tutto. Io uso carattere. Io ne conosco un altro qui con bello carattere. Ah, beh, come mica di quale parli? Io parlo e mi intendo, Ah là là. E poi sai che gli gatti ti facciano anche prova la salute. Che allora, ogni giorno se ne impara una. Ehi, che bulli, è così a Fabriguccia. Parlando d'imparare, sai che mi un mondo ciò che i nostri amici maneschi ci hanno imparato magnifico a fare con le nostre mani. Aspetta, facciamo un doc a te. Maschera fatta a ghiaccio. Per fare una maschera fatta a ghiaccio ci vuole un foglio di carta nera, un velo nero, una mina bianca e una nera, i tesori, una spungareda, a pittura, una pistola in coda, un coltello e un cutter. Con la mina bianca disegna un gatto a nanta carta nera. La reti, l'occhi, il naso e i contorni. Taglia la maschera con i tesori. Con il cutter fa 2 tavoni pallotti. Metti a pittura annanta a spunga. Pitturisci un muso e i pennoli a colpetti di spunga. Rivinisci con la mina bianca. Con l'incoda appiccica il velo da una parte e dall'altra. Piatta il velo con un pizzuccio di carta.
E ora tocca a te. Cari amici di Ava Briguccia, è giunto il momento di andare a ritrovare il nostro caro Leandro, ma chi si rentra di va? Saluto Francine! A sai che sono appassionata di natura, ma oggi sono in paese, dunque animali selvaggi non ce n'è tanto. Allora in Carolina ti proponiamo di andare a vedere l'animale di un mondo che ci viaggiano, che ne rigi. E iene biculate e chiamano un dino e iene ridulance. A sapete perché? Perché iene sono intelligentissimi e sociabili. Ridicule, hanno moodi, hanno brio, e si viaggiano usante da lontano. So cacciatori di prima drinka, questo massele budente e isoranti per mangiare di tutto, osse comprese. So animali sociabili e campano a famiglie. A sapete che razzi d'antilopi ce ne parecchi nel mondo. Paubio campano in Africa, l'antilopi stanno a bandaccioni. So erbivori mangiano l'erba, casci e sumenti. Tutti gli antilopi sono cornuti. In certe razze d'antilopi non c'è che i masci a essere cornuti. Gli impalamasci sono corni lunghi e intortiati e femmine sono mottine. I suricati sono sociabili assai e ogni membro della famiglia ha un ruolo. La garriga più importante è di la sentinella. I nemici sono parecchi, agu, le arpe e sciacalli ne valgono parte. Coraggiosi assai, i suricati, beri sottoghi, pesano quanto un sacco di riso di 700 grammi. Non ti sei mai domandato ciò che la Ulia di ippopotamo? Ben dal greco antico, ippopotamos, o gawalo di un fiume. Non hanno nulla a che vedere con i gawali e stanno in dei fiumi o in laghi d'Africa. È uno dei mammiferi terrestri i più maiori del mondo e zampi e corrigorto, con un capo spropositato e che boccatamente! I jatubardi sono gli animali più lestri del mondo. Per ovvio, i jatubardi selvatici stanno in Africa e girandole hanno queste pianure. Quando li gorano, a sogora è come un timone di un battello. Se ne hanno da controllare la direzione. Il jatubardo bene a confondersi con l'ambiente. Per via di bituli neri di asobelliccia, sono carnivori i jatubardi e caccieggiano anche di giorno. Ecco Francine, chi ne pensi? Per scoprire tutte queste ricchezze ce la fa il giro di un mondo. Ma anche di grazie a che lo già va briguccia. T'abbraccia presto! Ecco il nostro momento di scoperta. Vi piacciono i migi? Ne volete sapere di più non tassi animalucci così cari? I gatti sono animali sereni e abbiamo da imparare un'epoca di esposizione in una seanza di yoga. Salute amici! Come va? Volete imparare a fare a procedura di uiato ghineide per essere attivi e viaggi quanto noi? Siete pronti? Questo esercizio è buonissimo per lo spino, che vi aiuta a tenere una posizione. Se voi avete e le vostre braccia e il vostro corpo saranno più forti. Ecco la postura io migio. Sii fortunato. Mi vuoi accompagnare e fagiole. Ecco come va, state massante. E dopo metterete in pratica. Per fare la postura di yogatto, piazzate le vostre mani e i vostri ginocchi in terra. I vostri polsi devono essere sotto le vostre spalle. Un respiro profondo per il naso e lasciate sortire l'aria da bocca. Ercate il vostro spino e arrivate a eluer di ubetto. E nello stesso tempo appoggiate con le mani in terra e le vostre braccia devono essere sticchite. Tenete la postura 10 secondi e ripetitela 5 volte.
È ora di va la wasta busidura. Andiamo. Piazzate le mani e di noci in terra. E mani in prolungamento alle spalle. Un respiro profondo per un naso mentre l'espirazione cade lo spino, portando o strubaello per di ubetto. Un biscordate da pudia forte e mani in terra. Tenete 10 secondi e io fai un dampo. Benissimo. Ora torniamo a posizione di prima. Vi è piaciuta? Non è tanto difficile. Proviamo un'altra volta. Allora, zideli, respiriamo forte per un naso, mentre l'espirazione erchiamo lo spino e appudiamo forte e mani in terra. Allora, contiamo torna 10 secondi. Bravi! Ora riviadiamo appena a sapere che la busidura di un gatto è un mezzo magnifico per distendersi. Una volta di più. Un respiro profondo per un naso, mentre l'espirazione cade lo spino, portando o strubaello per di ubetto. Un biscordate da pudia forte mani in terra. 10 secondi e più. Bello lavoro! Allora, fermano gadouille volte. Pronti? Un respiro profondo per un naso, mentre l'espirazione cade lo spino, un biscordate da pudia forte mani in terra. Conto 10 secondi. Bah, ne ferma uno zideli. Bisbroiate come tercani, allora torna 10 secondi. Un respiro forte per un naso, appudiamo le nostre mani in terra, erchiamo lo spino, un nostro bailo per di ubetto, torniamo a contare 10 secondi. Un lavoro magnifico. Ora sapete fare la busidura di un gatto. Vi è piaciuta? Mi sono campato con voi. A 11 giorni. Namaste. Noi pigliamo l'altitudine e fidiamo a nostra isola d'acqua su. Così bella. È veramente un altro punto di vista. E i luoghi non parano più gli stessi. L'uomo parano formigolone e vitture giogoli da zideli. Tutto pare un decoro di cartolina. A scommessa oggi è di indovinare un luogo che lo sopranedia il nostro dronuccio. Siete pronti? Perché ora è ora di giocare con il dronuccio. Oggi non è mica un nome di una città che ne avevamo da scoprire, ma quello di un ruglione di Corsica. So parecchie d'ore genuese a renderlo incantevole. Facendo parte di sua storia. Ci si trovano parecchi paesoli, come quello d'Erbalonga. L'isola Toccadocca ha dato il nome a una celebra corsa automobile. E su sponde a Punente hanno accolto tempi fa un'usina di Diglio. O Gabigorso è veramente una montagna in mare. E le uniche frontiere con il mare fanno di Sorruglione una penisola di quasi 400 km quadrati. Nell'isola di Agiralia ci si trova una dora genuesa costruita al XVI secolo. Il vanale, prima occupato di guardiani di vanali e stantelle, e oggi automatizzato. A Dora e Santa Maria si trova una gala di lo stesso nome, o non ci si può giungere a piedi.
S'adora dondola maticiosa è una die più belle di Corsica. A mina di Ganari, Caua Scoberta, è stata un giacimento principale di Dilu di Francia. Fu splutata da un 1949 a un 1965. Erba Longa è un anziano paesolo corso in cui lo si vede una famosa dora. È stato eletto più bello paesolo in Francia e paesolo preferito dai francesi. E quelli di Gabigorsu li chiamano i Gabigorsini. Oggi qui abbiamo da cucinare una sosola che ti piace di sicuro e a voi di noi cari amici di Avabriguccia. Oggi abbiamo da cucinare una pizzetta mamma miau. La pizza. È un piatto preferito. Dici sempre qui, a tutti i piatti che noi abbiamo dici che è il tuo preferito. Perché a me tutto mi piace. Ma così sì. Allora, ciocco di Bourbon, Carusanto e poi altri amici di Avabriguccia e di scoprire insieme gli ingredienti che ci serviranno oggi. Allora, avremo bisogno di pigliare 460 rami di farina, un mezzo sacchetto di lievito di banatero, mezzo centilitro d'olio oliva, 70 rami di mozzarella gratulata, 18 centilitri di salsa e pomata, 2 fette di prosciutto, 3 olive nere, ketchup e appennuccia di sale. E Le muette che è un betti conseguite di mica, ho parlato di fette di prosciutto. io mi vedi ai centracci mangialo. Buona, allora ti vedo che tu non tocca nulla perché chi ti guarda una volta, chi a sosola ha bisogno di tutti gli ingredienti precisamente. Ci siamo? Allora, cominciamo a cucinare. In una ciotola mette l'olio, la farina, l'acqua. E il sale, impastata a renderla bella liscia, e fa lievitare un'oretta coperto. Una volta lievitata, taglia un pezzo di pizza da un capo e ampie lui mozzarella gratulata ciò è l'impasto e mette da ganto. Forma abbonza con un altro pezzo di pasta e zampe e a goa. Non ci scordiamo le arecchie. Inguarnisce a pizza con la salsa pomata, il formaggio, il risotto cotto e l'olive. Disegna un muso di uiatto con appena di salsa ketchup. In forno caldo a 210 gradi una ventina di minuti con radere a cucitura.
Mosa, ci avevo da campà. Sai quanto la mi piace a me a pizza? Oh, sai che il primo cane a essere stato mandato in uno spazio si chiamava Laika? Ma gatti in uno spazio non erano mica mandati, pure in pizza. E una di avuto una di gatta, si chiamava Rosetta. Eppure di un nome di missione incredibile che ci permette di scoprire un mondo di gomette. E se non andiamo a ritrovare a Paxi che ci porta ai frontiere del nostro sistema solare. A te, Paxi. Salute, mi chiamo Paxi e vengo da una pianeta assai lontana. Sono giunto un'altra terra da scontravi e da contabi e avventure spaziali. Siete pronti a scontrare una cometa? Seguitemi. Le comete sono magnifiche. Figlia di questa qui si chiama Ayop. Era visibile da terra mentre parecchi mesi l'annata 90. Parecchi vogliono erano inconati. Ciò che rende comete così belle è la sua gola spampillante. Ecco perché sono davvero uniche in giro. Non da risassomiglia. Lasciate che vi porti ai confini di un sistema solare, di due vene e due comete. Voglio a tutti i conti vistigare qualchiduna e presentabile in dettaglio. Sarete stunati. Eccoci. Qui siamo assai lontano da Usole. Ecco perché che lo faccio così freddo, un freddo d'amore. Non vi volete manco vi urrà un freddo che lo faccio qui. I volete vedere sto getti scuri? Pare nuocce in neve imbruttata. So com'ede. Ci avviciniamo in Usole e face appena più caldo qui. Figliate, si passa qualcosa qua cometa. Si bonuede sfumacciate i caso e di polvere che se ne scappano. E tutto qui forma un nulo spampilulente in giro a ella. Sto nulo si chiama Coma, che in greco anziano voglia i capelli. Incredibile! Vabbè, siamo anche più vicino a Usole. Figliate, il vento solare comincia a puntarsi asi e a polvere di gomma. È così che la si forma a goa di cometa. È appassionante davvero. Panfuria! Un motore marca più di 100.000 km all'ora. Di quasi 30 volte la videzza e l'avione più rapido di terra. La maggior parte delle comete che lo si vede nei sistemi solari segue da un itinerario uguale, vale a dire in forma d'U. Certe girano intorno a Usole e voltano i confini di un sistema solare. Prima gli riviene a fare un altro giro e torna. Da altre compiono la sua vita aggiungendosi direttamente in Usole. Ed altre tornano e girano intorno a Usole e non voltano mai più, con tutti itinerari sfarenti. Lasciate che vi contiamo una storia affascinante di comete ed un bacillo spaziale robotizzato chiamato Rosetta. La storia di Rosetta è principiata in un 2004 quando una fusea è perduta da Terra per capire Rosetta nello spazio. Sono più di 10 anni che Rosetta viaggia nello spazio cercando una cometa chiamata Churyumov-Gerasimenko. E sapete cosa? La trova! Rosetta è capace di volare vicino alla cometa, mentre si avvicina alla Usole. Può pigliare i tratti, misurare la cometa e fa una mansa esperienza. Rosetta è grossa assai con i suoi pannelli solari aperti ed è grande quanto un casale di 7 piani. Trasporta in un robot per atterrisce chiamato Philae, capace a calarsi in anta cometa. Philae è talmente una macchina là. Ponesi in anta una cometa è complicata. Se Philae una via i bei armati i rampini e divide per azzingarsi in alto, riomberebbe in anta cometa e volteria in dello spazio. E poteva una cometa. Figlia in giro a ello e paspaudereno. Travagliando i concerti, Rosetta e Philae provano a capire che sono fatte comete. Tutte queste informazioni sono adunite in un ordinatore a bordo di Rosetta e un'antenna radio potentissima e manda i scientifici in Terra. Sarà così importante di studiare comete?
tempi e tempi fa, quando a vostra pianeta era giovane, bella prima di dinosauri, parecchie comete hanno inticciato a terra. C'era un vero bombardamento. Oggi i amici scientifici italiani pensano che le comete contengono acqua e anche i componenti di quasi di vita. Vale a dire i materiali o molecole che costituiscono l'animale e piante. Rosetta l'aiuta a sapere se l'acqua di Luciani e i principi di vita sono stati arrecati dai comete. Dunque, abbiamo seguitato una cometa e abbiamo visto formarsi a Sogoa che ingrussava avvicinandosi dal Sole. Abbiamo imparato a fare in una missione spaziale stunante. Rosetta e Philae. Da qui a poco sapremo se le zoe comete che hanno arrecato l'acqua e aiutato a creare vita nella terra. Ci campiamo! C'era una gaberetta bianca che si... vedi, santo! A vicina mi dicia, oggi quella cantano, a Bianchina. E sta canzone ti ho detto, so mica tanta, subito chi? La cantava da zitello io. Senti che... Tu la cantavi da zitello? No, ti sbagli mica, confondi mica con un'altra canzone. Ma perché? Non voglio mica cantare a zitello io. Mi pare di no. Si, come dici? E là gli avevo permesso. Tu avevi già permesso. Oh, lingue pillute che così, vai. La cantava ma ambittua. Io cantavo in pittura. Allora, se tu vuoi, mi ripete dunque queste parole senza musica e senza nulla, giusto per la pronuncia, che ne dici? Allora, andiamo. Allora, andate. Non t'aggi me sotto le stelle e voglio camminare con le muvrelle. Ci buera giusalta. Con le muvrelle, ci buera giusalta. Uvi lancio gull'altagna, mi lasceranno giuga, sotto i guassi l'erba bagna, e io mi voglio gincina, sotto i guassi. Allora, in l'erba bagna, e io mi voglio gincina. Tu chi piace? È vero. Allora, per esempio, tu, se ti avessi davanti un disegno, allez, diciamo che stamane ti sia arrivato con un'anima d'artista. Farebbe un bello cane, vero? Un grosso cane. A me mi piacciono questi cani, sai, i San Bernard, tramanti, che sono affettuosi, un labo manco sapere. Vi propongo da trovare piuttosto a Tito chi è lui disegni. I sa fa meglio che noi. A te, Tito. Salute, oggi mi imparare a fare l'erbore secondo la stagione e attacchiamo subito un erbo che sarà un erbo di guagime. Dunque l'abbiamo fatto uso vusto e esorambile, ma cerca di va sempre lo stesso erbo. I socchi a socca perché chi è contento. Puro se lo verde sovronde. Chi ingiallisce in un mente sta stagione che noi chiamiamo guagime, con l'aiuto di vento e inteso. Dunque comincia a perdere sovronde, immagini che fermano un l'albero. Pedasti colori, castagnino, rosso, oro. Stagione di guadime, ci vediamo un piccolo fungo. Dopo guadime, bene l'inverno. Dunque teniamo sempre lo stesso albero, con i suoi amboni e le rambele che sono più giunghe, gli stessi occhi, e stavolta come noi siamo d'inverno e come lo va già appena più freddo, sciacchiamo la sua sciarpa e mettiamo anche un berrettino che non l'ha più mica freddo perché chi è sovronde sono tutte cascate. E d'inverno a carica ci sia neve. Facciamo qualche fiocco di neve. Dopo l'inverno, se tutto va bene il verano. Facciamo dono il stesso albero. I suoi occhi a sua. Li vediamo un insieme di fronde e le masciacca i suoi fiori. Per i fiori, certo. E io metto 5 petali. Qualche fiore qui, qualche fiore in là.
sta stagione d'incontro di noi che le ueranno. E infine, tu ueranno è nell'estate. Bagime m'ha portato un panno carcalume. L'inverno m'ha spogliato di tutto il mio costume. Verano m'ha fiorito di 3000 colori. E l'estate ha capito che i frutti sono tesori. Cosa fai tu, Awa? Qual è idrata? A nostra amica l'artista inglese. Tu incontra me, non da te, ce ne sono 200 idrati di mistresa in bocca. E allora, se io sono mai saggio, allora hai visto così bella, questo cappello, a soialina. Andiamo a trovare mistresa in bocca che oggi ci contavo la di nera nera. Ti vi una fotota. Ah, si d'aiguille. Aspettate, finisco il drive e bango, eh? Pommi, oe, pane, budiro, mazzuletto basupa, 3 fette di pesce, 2 bistecche. Oh, c'è sempre bisogno di qualcosa in una casa, eh? Aspettate. Balideggio, ecco. Ok. No, è vero. C'è sempre bisogno di qualcosa. Ma bisogno mi face pensare una vola, a uli desante. Allora, come on and sit down di deli, ecco a vola di nera nera e bisogno. Una volta c'era un uomo che si chiamava Bisogno, un maloroso senza manco una vaiucca. A quell'epoca il Signore, San Pedro e San Paolo si spasseggiavano a Dara e sono giunti davanti alla casa di Bisogno. Si sono stati a dormire qui. L'indomani San Pedro ha detto: allora, monsieur, chi volete in ricompensa di vostra ospitalità? Dite ciò che volete, sarete esaurito. Allora Oetio ha detto: vediate, allora in faccia di sta finestra c'è l'esca. Tutti quelli che vanno non ne pigliano e a me non me ne ferma più. Allora voleria che li firmessero appiccicati, tanto che voglio io. Vabbè, dice San P, ma non volete mica altro affari. Allora Bisogno riflette e dice: allora fai già da sto, anche d'inguarno io posto più bello, perché no, un fuoco. Tutti quelli che vanno qui posano e io mi posso più scalare. Voleria che li fermessero appiccicati a anche fin tanto che voglio io. San Paolo diceva: sarete esaurito, monsieur, ma siete sicuro che non volete mica altro affari? Bisogna riflettere e dice: allora se non si stenta, monsieur, allora guardate sto perro qui di punta a casa, non ci posso mai pigliare una pera. Voglio che quello che si picchierà fermi in alto fin tanto che voglio io. E così fu fatta. Ma come l'era viccio? È giunta nera nera a pigliarlo. Nera nera, avete capito qual era? Era morta su death. Sai, Bisogno, a si beccio, ciò che tu giunga con me. Ma banda raggio, ha detto Bisogno. Ma prima ciò che tu mi pigli un pezzo esca qui a sta finestra. Allora Nera Nera si è firmata appiccicata. Cappiami, e ti ho 100 anni di vita in più. Bisogno, Aliva ci promette e a morte se ne va. Ma 100 anni sono passati e Nera Nera oltre. Ora Bisogno, ti tocca seguitarmi. Dice Bisogno, vabbè, ti seguite radio. Ma prima scaldiamoci appena un fuoco, no? Posate qui non ti stavo anche. Avete capito che a morte si firma da appiccicata anche. Sta a sante Bisogno, tirami di sto gattino basso e ti radio 100 anni in più.
Bisogno all'ivage brumette e nera nera si ne va. Ma ecco che sono passati 200 anni e rimane nera nera a circa 8. Allora basta diettere. Hai capito? Seguitami, ci non andiamo. Babà, c'è bisogno di seguire il radio. Ma prima un po' mica con la lotta stupero, ci pierremo due per il viaggio. Nera nera si picchia quella, coglie qualche pera, ma non ci la va più a fare. Bisogna la lasciata appiccicata ai omboni di ubero 3 giorni via. Fammi va là e mai più venerata cercati. Ecco come bisogno non è mai morto. Perché ancora, sapete, ancora c'è sempre un bisogno a mezza casa. Fa la vuletta, entra in calzetta, dite a ostra chi a me è detta. Sarà vera o no? Andate a sapere. Io avete detto no! Quando Luganta Luguccu si rallegra alla marina, dice la canzone, noi a Fabriguccia, e quando li cantano i idili che noi ci rallegremo, allora bimbidemo ancora a essere allegri, stiamo sempre i cantatori e i suonatori di Fabriguccia, così cari, che spertano con noi e le canzoni preferite. Allora, allegria, musica maestro! So di qui e so d'altro a tempo, adera gira e oggi il gugundella, un mine biege ne bria ne silla, so libertà, so una rondinella. Quando ne verranno a rispertemi bene, quanto i mare casa tutte mostrate, so di ritorno, o case gare, d'amore viu, ci faccio l'umonio, so di qui e so d'altro a tempo, a terra gira e oggi il gugundella, un mine libertà, so una rondinella. A guada le guada, uomo tramontato, per me non è venuta di riverte in viaggio, non mi ben dite chi porterà giù ancora più ricca di sape e di viaggio. So di qui e so d'altro a tempo, a terra gira e oggi il gugundella, un mine biege ne bria ne silla, so libertà, so una rondinella, so di qui e so d'altro a tempo, a terra gira e oggi il gugundella, un mine biege ne bria ne silla, so libertà, so una rondinella, so libertà, so una rondinella. Sai, Osa, che prima di mangiare ci vuole la assieme. Mi faccio pensare un affare, dagli a scrivere qualcosa, fa caso, né? Cosa leggi qui? Beh, leggo manne, per esempio qui, manne, e poi manne. Quando chi usole si besa. Vedi, sono due parole che si scrivono di stessa maniera ma non hanno mica lo stesso senso. Tu a
in quanto a me ti bibe Jean Trombetta. Cascavè perché chi ha è mudanda a truallu. Buongiorno a tutti amici, oggi è avere due belli paroli, attacchiamo subito qua prima. Faraggio o veraggio è la prima persona o singolare di un verbo fa o futuro, in francese si dice je ferai, ma in corso c'è un altro futuro, quello che si costruisce con ave, da e un verbo all'infinitivo, per esempio adiuragulà, adiagulà. Allora, se noi aggiustiamo un'ere, troveremo secondo mesi di l'anno, che di noi o più corto, faraggio, ferraggio o vrivaggio. C'è anche un proverbio che dice faraggio, varadietto, corto e maladetto. Per compiogare, diciamo così, se un lavaggio di nadio, tando a varaggio di varaggio. A presto! Oggi degli scopriamo oggi un gruppo di animali senzosi, l'artropodi. Sapete che sono animali assai differenti uno e l'altro, anche se hanno caratteristiche comuni, queste zampe articolate, e formigole, i ragni, i granci, si distinguono con le 10 zampe. Andiamo a scoprire gli animalucci così curiosi. Baba, quanto formigole! Hai visto come le lavorano in oberada? Spero che a questo non gli piace la carne. Allora, oggi sono giunta a parlare di un gruppo di invertebrati, l'artropodi. A sapere di che sorte di animali si tratta? No? Mica pensare. A badio da spiegare. L'artropodi sono assai differenti tra loro, ma hanno una serie di caratteristiche comuni. Hanno un scheletro esterno, chiamato esoscheletro, che li dà da brudegge e parte d'andere. Certi ne cambiano parecchie volte mentre sono guida, da buden grande. Sto procedimento si chiama ammuta. Tutti gli artropodi hanno zampe articolate che li danno da muoversi. Secondo un numero di zampe, gli artropodi si spartono in gruppi differenti. Gli insetti che hanno 6 zampe, tale è la formicola, l'arachnide che hanno 8 zampe, come sto ragno, i crostacei che hanno 10 zampe e i 1000 zampi che hanno di più che 10 zampe, tali sto centopedi. Possono campare non tardare all'artropodi, in l'acqua e possono anche volare. E ora qualche curiosità non all'artropodi. Gli artropodi sono un gruppo di animali più numerosi. Ci sono circa 10 milioni di specie differenti in un mondo sano. A sapere che c'è una specie di formicole che può portare fino a 100 volte il suo proprio peso. Come se un uomo portava 4-8 ore. Incredibile! E basterà per oggi, amici, a non all'artropodi. A bedegi! E ora che non la conosciamo, vogliamo cantare sana. Ah, ma voilà. Perché E sti mica? zideli a canteranno sana con noi in casa soia, che parole hanno sfilato in tau screno. Eh beh, E allora, attenzione, cantatela qui, vi sento da qui, mi. Andiamo? attenti così, è contento. Pronti? C'era una gaberetta bianca, chi se ne voleva andare a girare per la montagna, cosa volia più sta. A girare per la montagna, cosa volia più sta. Nante gime sotto stelle e voglio camminare con le muvrelle ci udera giù salta con le muvrelle ci udera giù salta. Vi lancio con l'altagna, mi lasceranno iugare. Sotto i guassi l'erba bagna e un mio olio cincina.
sotto ai guassi l'erba bagna e io mi voglio cincinare. Ugu tra mezze fronde per me sola canterà e faremo tante ronde 3 giorni senza piantare e faremo tante ronde 3 giorni senza piantare. Quando un ciocco di campana verso sera culerà vicina una fontana e io mi voglio addormentare vicina una fontana e io mi voglio addormentare. Un bel giorno in maggio a capretta si andò, la gula pronta aspettava chi presto l'accompagnò. La gula pronta aspettava chi presto l'accompagnò. C'era una capretta bianca chi se ne voleva andare a girare per la montagna, cosa non voleva più stare. A girare per la montagna, cosa non voleva più stare. Bravo Santo, ci campiamo, sono proprio concerti che tu ci hai qui a Fabriguccia. Ci campiamo, facci tutto qui, un giardino, e canzone. Buona cara amici, a nostra Fabriguccia di compia però, mi sono campata a cantare questa canzone, abbiamo fatto un bello basso alla nostra Zidelina, ma ci tocca salutarci, abbracciamo di gore e più. A presto per una prossima Fabriguccia. A bene,